Mario Amico lancia un appello al Presidente della Regione Sicilia, all'assessore al territorio e ambiente della Grigentina Giussi Savarino, affinché trovino le somme necessarie per cercare di far rallentare l'inesorabile processo erosivo prima che sia troppo tardi. Mario Amico in una sua nota afferma come il prossimo anno Agrigento sarà la nuova capitale italiana della cultura, ma i turisti che visiteranno la città rischiano di non trovare più le spiagge. L'erosione costiera continua a erodere le nostre coste, minacciare le infrastrutture viarie. Tutto ciò è molto grave, anche perché questo sta avvenendo durante la stagione estiva. Bisogna intervenire immediatamente, altrimenti durante l'inverno sparirà per sempre il boschetto delle dune e la vicina strada. Questo è il forte segnale d'allarme che Mare Amico Agrigento ha lanciato ai vertici della regione siciliana. L'innalzamento del mare e le modifiche climatiche creano questi scherzi e purtroppo Agrigento e tutta la fascia costiera meridionale della Sicilia è aggredita dall'erosione. Ad Agrigento e a Sallone in particolare sta sparendo il boschetto e probabilmente con le mareggiate di quest'inverno sparirà anche la strada. Oggi abbiamo fatto un appello al Presidente della Regione e all'assessore al territorio e ambiente, l'Agrigentina Giussi Savarino, affinché si creino le condizioni, si trovino i soldi per intervenire urgentemente con delle barriere solforte per cercare di ridurre l'impatto che il mare avrà sulla nostra costa.